Torna a Udine il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Capo dello Stato venerdì 29 all'Istituto Bearzi, la scuola professionale in cui studiava Lorenzo Parelli, lo studente morto durante il suo ultimo giorno di stage. E sconto totale sull'OPA di Sparcasse, l'assessore regionale Zilli, sorpresa dalle parole della Presidente di Civibank Del Piero, la banca di Cividale attacca Friulia, ha tradito il Friuli. Medici, infermieri e tecnici, l'azienda sanitaria del Friuli Centrale assumerà almeno 521 unità nel corso del 2022 per far fronte ai prepensionamenti, ma soprattutto per garantire lo scorrimento delle liste d'attesa. La DAD a scuola fa nuovamente discutere. Per i ragazzi positivi al Covid che vogliono seguire le lezioni a distanza serve un certificato medico. Dirigenti scolastici preoccupati, un ulteriore balzello burocratico. Mai vittorioso al Penzo, l'Udinese si proietta alla trasferta di Venezia con un solo dubbio di formazione in 3 per un posto in difesa dove rientra Marì. I lagunari arrivano da 5 sconfitte. Buonasera e bentornati con l'informazione serale di Telefriuli. L'avete sentito quindi dai titoli, la chiamata è arrivata nel pomeriggio di oggi. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà il 29 aprile a Udine in visita all'Istituto Bearzi. Il Presidente, che è stato ospite della nostra regione una decina di giorni fa a Trieste, ora visiterà la scuola in cui studiava Lorenzo Parelli. Lo studente morto l'ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro è ricordato dallo stesso Presidente nel suo discorso di insediamento. Vediamo il primo servizio della giornata. Le morti sul lavoro feriscono la società e la coscienza di ognuno di noi, perché la sicurezza del lavoro di ogni lavoratore riguarda il valore che attribuiamo alla vita. Mai più tragedie come quella del giovane Lorenzo Parelli, Era lo scorso 3 febbraio quando il confermato Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso ricordava la tragica morte di Lorenzo Parelli, lo studente del Bearzi rimasto vittima di un incidente nel suo ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro. E alle sue parole, accolte dagli scroscianti applausi del Parlamento, ora la massima carica dello Stato farà seguire anche il gesto. Infatti il Presidente Mattarella il prossimo 29 aprile visiterà l'Istituto Salesiano Bearzi. Ad annunciare la visita del Presidente della Repubblica sono stati il direttore Don Lorenzo Teston e la preside Lucia Radicchi, che hanno ricevuto nel pomeriggio la telefonata dal Quirinale. Ancora nessuna certezza sul resto dell'itinerario del Presidente Mattarella. L'ultima visita in regione del Presidente Mattarella risale a pochi giorni fa, quando a Trieste ha partecipato all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Giuliana. A Udine invece il Presidente manca dal 2017 per un'altra inaugurazione di anno accademico, questa volta però dell'Ateneo Friulano nel Teatro Nuovo Giovanni da Udine. E in quell'occasione il Presidente Mattarella salutò il numero 1 dell'Università Alberto De Toni dicendogli: magnifico rettore, mandi. A collegare strettamente la visita del Presidente Mattarella alla drammatica vicenda di Lorenzo Parelli è stato lo stesso Quirinale con una telefonata ai genitori del ragazzo. A confermarlo è stata a Telefriuli la mamma di Lorenzo, Maria Elena Dentesano. Abbiamo ricevuto la telefonata del Quirinale nel pomeriggio, ha detto: il nostro dolore è immutato, ma desideriamo tenere alta l'attenzione su ciò che è successo per garantire la sicurezza mancata. La mamma di Lorenzo ha spiegato anche lo stato d'animo della famiglia. Onorare questa tragedia, ha detto, è lo spirito con il quale attendiamo la visita del Presidente Mattarella. Voltiamo pagina e scontro totale sull'OPA di Sparcasse su Civibank. Ieri la decisione del CDA di Cividale di respingere l'offerta di acquisto della banca altoatesina, seguita dalle parole della Presidente Michela Del Piero, che ha ricordato che l'istituto di credito versa imposte in regione per 40 milioni di euro. Oggi la risposta a distanza, sicuramente esplicita come sentirete, dell'assessore regionale al bilancio, Barbara Zilli. Ascoltiamola. Devo dire che sono rimasta un po' colpita dalla dichiarazione della Presidente Del Piero di stamane, perché dimentica che noi lavoriamo non con il criterio del riscosso, ma con il criterio del maturato, ovvero sia non in base a dove si trova la sede legale dell'azienda o da dove banalmente il commercialista fa partire l'F24, ma in base a dove la ricchezza viene prodotta,
Bene, lì maturano le compartecipazioni al gettito che Regione Friuli Venezia Giulia può ottenere a vantaggio del proprio bilancio. E quindi non è questa, a meno che non posso pensare che sia strumentale, non posso neanche pensare che sia frutto di ignoranza, non lo so. Sull'autonomia, perdonatemi, in un sistema dove la Banca Centrale Europea detta le regole e crea delle obbligatorie fusioni tra gruppi bancari importanti, e lo vediamo tutti, l'autonomia per noi è garantire la crescita di questo territorio attraverso strumenti bancari, finanziari, che siano efficienti, che possano mettere a terra tutti gli strumenti finanziari agevolativi e che garantiscano l'occupazione e le filiali, il territorio di questa realtà. Questo per noi è tutelare l'autonomia. L'altro fronte che si è aperto su Civibank è quello tra la banca di Cividale e Friulia. Benché soci, oggi si è consumato tra di loro uno strappo senza precedenti. Ieri Friuli aveva annunciato la preadesione all'OPA e oggi è arrivata la risposta di Civibank. La finanziaria regionale tradisce il Friuli. Sentiamo. È guerra aperta tra Civibank e Friuli alla finanziaria regionale che il 7 aprile ha deliberato la propria preadesione all'OPA di Sparcasse sull'istituto di credito di Cividale. Civibank ha definito in una nota inatteso il comportamento di Friulia, sottolineando come questa, nonostante i dettami imposti dalla Consob, si sia espressa prima ancora di leggere le posizioni ufficiali della banca friulana in risposta all'OPA, definita ostile e non conveniente per i soci. Probabilmente è l'interpretazione di Civibank ha pesato di più la prospettiva di realizzare subito i 440.000 euro di plusvalenza per rimpinguare il proprio bilancio, dopo che la finanziaria regionale era entrata nel capitale di Civibank solo pochi mesi fa, ai prezzi scontati dell'aumento di capitale, con 2 milioni di euro più uno di prestito subordinato remunerato al 5%. Secondo la banca cividalese, Friulia, di cui peraltro Civibank è socia, non ha colto l'occasione di schierarsi a difesa dell'unica banca regionale rimasta autonoma, che ha realizzato 14 milioni di euro di utili netti nel 2021 con il ritorno alla distribuzione del dividendo. La battaglia promessa dalla presidente di Civibank, Michela Del Piero, a difesa dell'istituto di credito e dall'assalto straniero, è così ufficialmente iniziata. E lo scontro finisce sui banchi delle istituzioni regionali. A portarlo è il gruppo consigliare in regione, Patto per l'Autonomia, che annuncia un'interrogazione. La vicenda di Civibank è troppo importante per essere affrontata con superficialità e dichiarazione d'effetto a favore di telecamere, afferma il capogruppo Massimo Morettuzzo. La giunta regionale dica chiaramente qual è la sua posizione e quella di Friuli rispetto all'OPA in corso e cosa sta facendo per sostenere la territorialità del sistema creditizio e finanziario regionale. E ora parliamo di sanità. L'azienda sanitaria del Friuli Centrale ha come obiettivo quello di assumere almeno 521 unità tra medici, infermieri e tecnici nel corso del 2022 per far fronte ai prepensionamenti, ma soprattutto per garantire i LEA e lo scorrimento delle liste d'attesa. Sentiamo. Caccia a medici e infermieri. L'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale nel 2022 dovrà assumere 224 nuovi operatori nel comparto sanitario, tra cui spiccano 138 infermieri e 78 OS. A questi vanno sommati 81 medici, a cui si aggiungono farmacisti, biologi e psicologi per un totale di 96 unità. Sono i numeri contenuti nel piano attuativo 2022 con il programma e il bilancio di previsione che prevede un anno ancora condizionato in maniera importante dal Covid, i cui costi di gestione inizieranno a ricadere direttamente sui bilanci delle aziende. A dicembre 2021 ASU FC poteva contare su 8.570 dipendenti, a cui si aggiungono i 255 legati all'emergenza Covid. Nel documento, inoltre, si evidenzia che solo nell'area bassa friulana le risorse umane sono state ridotte di 104 unità nel 2019. Quindi, per garantire i livelli essenziali di assistenza e le liste d'attesa, alla luce anche dei pensionamenti, il fabbisogno complessivo di personale viene quantificato in 521 unità, contando anche amministrativi tecnici, arrivando a 9.091 dipendenti, a cui vanno aggiunti 255 dedicati al Covid che, si legge nel documento, dovranno comunque essere consolidati anche nei prossimi anni.
Ultime operazioni per lo spoglio delle schede elettorali per il rinnovo delle RSU del pubblico impiego. Dalle prime indicazioni emerge che la CISL ha conquistato il primo posto nella gran parte degli ospedali provinciali e in ASO-FC, ovvero l'azienda sanitaria più grande del Friuli Venezia Giulia. Nonostante manchino ancora i dati definitivi di alcune realtà, ormai il risultato si dà per consolidato con la CISL al primo posto, seguita da Will, Nursin, CGL e FIALS. E ora la situazione dei contagi, quarto giorno consecutivo con positività sopra quota 1000 in Friuli Venezia Giulia. Sono infatti 1141 nuovi casi emersi attraverso gli 11.542 test antigenici e molecolari eseguiti tra ieri e oggi. Tra questi 11 infezioni sono state rilevate tra gli anziani ospiti di una RSA di Maniago. I tamponi da 3 giorni parlano chiaro, una persona ogni 10 è sottoposta ai test risultava positiva. 2 i decessi con Covid registrati nelle ultime 24 ore, si tratta in entrambi i casi di 2 donne di 82 anni. Scendono 2 pazienti ricoverati in terapia intensiva, gli ospedalizzati negli altri reparti sono 139, 24.049 invece i corregionali in isolamento. E la DAD a scuola fa nuovamente discutere, stavolta perché per i ragazzi positivi al Covid che vogliono seguire le lezioni a distanza serve un certificato medico da inviare all'istituto, un passaggio burocratico che dirigenti scolastici reputano complichi ulteriormente la vita a tutti. Vediamo. Un passaggio burocratico in più che complica solo la vita. Il certificato medico che gli studenti o le loro famiglie in caso di positività al Covid devono presentare per attivare la didattica a distanza sta creando parecchio malumore tra i medici di base che devono produrre i documenti e tra i presidi alle prese con l'ennesima incombenza. I presidi sono stati i primi a rilevare l'incongruità di questo articolo del nuovo decreto legge che introduce, diciamo così, la presentazione di questo certificato, cosa che prima non era prevista quando insomma la didattica digitale integrata è stata erogata a tutti gli studenti che erano positivi e quindi a casa con il Covid, semplicemente sulla base di una richiesta della famiglia. Il rischio è che a rimetterci sia l'alunno impossibilitato a seguire le lezioni a distanza in attesa di un foglio di carta. Non vi è alcuna responsabilità della scuola in questa situazione, viviamo lo stesso disagio, anche per la scuola è una molestia burocratica quella di doversi sobbarcare di ulteriori carte che non riteniamo insomma necessarie. E ora la cronaca, palloncini bianchi e rossi per l'addio a Manuel e Chiara, la coppia morta a Vivaro nel tragico incidente del 28 marzo. Questa mattina a Roveredo in Piano si sono celebrati i funerali ai quali hanno partecipato anche i 5 figlioletti. Palloncini bianchi e rossi per l'ultimo saluto a Manuel Cari e Chiara Materassi, la coppia di 29 e 24 anni di Fontanafredda che ha perso la vita il 28 marzo nel tragico incidente avvenuto a Vivaro. Questa mattina a Roveredo in Piano sono state celebrate le esequie, le salme sono state accolte tra gli applausi di parenti e amici dal rombo di numerose auto sportive, Ferrari, Porsche e Audi parcheggiate sul sagrato della chiesa e dalla canzone "Sta passando novembre" di Eros Ramazzotti. Le bare bianche portate in spalla dai familiari sono entrate una dopo l'altra in chiesa, presenti i 5 bambini della giovane coppia, ai quali è stato detto che papà e mamma sono volati in cielo e per questo era necessario festeggiare. Questo è un segnale sia per i magistrati che per gli assistenti sociali e per la comunità tutta che la famiglia Cari non ha bisogno di nessuno per seguire i 5 figli che dalla nascita sono già stati seguiti dai nonni giorno dopo giorno. Una morte che ha sconvolto le comunità di Fontanafredda, Roveredo in Piano e San Quirino, rappresentate nell'occasione dai 3 sindaci e da molte persone. Solo che non doveva andare così, solo che tutti, ora siamo un po' più soli qui, per dirla alla Ramazzotti, un vuoto che Manuel e Chiara hanno lasciato e che difficilmente potrà essere colmato. Una donna è morta stamattina a Trieste precipitando dal 4º piano di un palazzo. È successo intorno alle 9 in via Sanzio, nel quartiere di San Giovanni. Secondo le prime informazioni si tratta di una donna di 65 anni che abitava nello stabile al numero civico 13. Al momento dell'incidente indossava un paio di guanti di gomma del tipo utilizzato per lavori domestici. Questo fa pensare agli investigatori che possa aver perso l'equilibrio, forse pulendo i vetri, cadendo poi nel vuoto.
Nella mattinata 2 persone travisate con cappellino, mascherina e vestiti scuri hanno rapinato la commessa di un piccolo negozio nel centro di Muzzana di Turgnano. Il locale è il Tabai Giornai Alimentars di via Roma. L'irruzione è avvenuta verso le 10:45 quando i 2 finti clienti, avvicinandosi alla cassa, hanno estratto un coltello. L'azione è stata repentina, così come lo sono state le minacce rivolte alla donna puntando la lama. L'addetta non ha potuto far altro che prelevare l'incasso, ancora in corso di quantificazione, indagini da parte dei carabinieri. Ora la cronaca giudiziaria. Per trovare un posto di lavoro si è disposti a tutto, ma in alcuni casi si può finire nei guai. Lo dimostra la vicenda di una donna condannata oggi dal Tribunale di Udine. Sentiamo. Per trovare lavoro ha fatto carte false, letteralmente. Il Tribunale di Udine le ha inflitto 1 anno e 8 mesi di reclusione. A essere condannata con la sospensione condizionale è una donna di 31 anni residente in provincia di Reggio Calabria. Nel 2017 ha fatto domanda per essere inserita nelle graduatorie del personale ATA dell'Istituto Comprensivo di Pasian di Prato, presentando il diploma di operatore dei servizi della ristorazione conseguito all'Istituto Passarelli di Castellabate, in provincia di Salerno. E nel 2018 è stata assunta per 8 mesi come collaboratrice scolastica nelle scuole di San Pietro Natisone. L'anno scolastico successivo ha lavorato per altri 9 mesi all'Istituto Comprensivo Cuore dello Stella a Rivignano Teur. Peccato che il diploma fosse falso e che lei non fosse mai stata iscritta alla scuola di Castellabate. La donna è stata condannata anche a restituire i salari indebitamente percepiti, circa 5.500 euro. L'inchiesta sulla mega truffa dei diamanti acquistati a prezzo gonfiato prende la strada del Friuli Venezia Giulia. Unicredit sarà giudicata dal Tribunale di Trieste. Centinaia di risparmiatori friulani, ma anche alcuni grandi imprenditori della regione, avevano scelto i diamanti come beni rifugio e così li avevano acquistati, pagandoli però 2 o 3 volte il loro valore di mercato. Oggi il procedimento per la presunta maxi truffa da quasi $500 miliardi in tutta Italia ha preso, almeno in parte, la strada per il Friuli Venezia Giulia. Il GUP di Milano, Manuela Scurieri, ha stabilito che Unicredit e i suoi dipendenti saranno giudicati dal Tribunale di Trieste. Il giudice ha infatti accolto l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dai difensori dell'istituto di credito e inviato gli atti al capoluogo giuliano. Siamo moderatamente soddisfatti, dichiara l'avvocato Giuseppe Iannaccone, uno dei legali di Unicredit, perché questa è un'accusa infondata. Dovremo attendere ancora per avere una sentenza di proscioglimento. Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia ha respinto il ricorso presentato dalla Spritz Time contro il Comune di Udine per la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale da parte della società che gestisce il Contarena. Il giudice, come rileva il sindaco Pietro Fontanini, ha ritenuto i provvedimenti del Comune corretti e proporzionati sia alla luce delle proprie competenze e dei propri poteri, sia in relazione alla condotta inadempiente della società che ora dovrà sgomberare i locali nel giro di 15 giorni. Lo Spritz Time, dal canto suo, non intende demordere e presenterà appello al Consiglio di Stato. Al Contarena al momento lavorano una quindicina di persone. Parliamo ora di economia. La Regione va a caccia di nuove aziende che intendono investire in Friuli Venezia Giulia, lo fa istituendo le zone logistiche semplificate. Si tratta di aree con vantaggi di carattere fiscale e amministrativo. Oggi la presentazione di questo nuovo strumento. Si chiama Zona Logistica Semplificata, si legge agevolazioni fiscali e sburocratizzazione. La Regione istituisce il nuovo strumento che consentirà a 26 aree, individuate per analogie produttive, di sfruttare particolari vantaggi fiscali e semplificazioni amministrative. La Regione Friuli Venezia Giulia è una delle prime in Italia. Siamo molto fiduciosi che nel prossimo futuro sul territorio della nostra Regione venga un investimento da parte dei privati tale per cui venga sfruttato questa possibilità. L'obiettivo è quello di attirare in Friuli Venezia Giulia nuovi investitori. E noi abbiamo identificato delle aree all'interno delle quali quello che era il mostro sacro, no, per chi vuole investire in Italia, vale a dire la burocrazia piuttosto che i tempi di attuazione, vengono ridotti in maniera significativa, 1/3 e in taluni casi anche il 50%. Accanto a ciò si affianca un altro strumento, gli aiuti a finalità regionale, con i quali sarà possibile concedere aiuti agli investimenti iniziali delle piccole e medie imprese. Si tratta di una misura finanziaria importante per sostenere nel territorio goriziano ben 100.000 abitanti di territorio e nella restante parte della regione Friuli Venezia Giulia altri 110.000 abitanti per le aree individuate.
È stato sottoscritto un protocollo tra Prefettura di Pordenone, associazioni di categoria e sindacati del Friuli occidentale per inserire i profughi ucraini, soprattutto donne, nel tessuto produttivo locale. Nel progetto previsti anche corsi di italiano. Vediamo. Incrociare domanda e offerta per mettere a disposizione delle aziende del territorio professionalità in capo ai profughi che arrivano dall'Ucraina. E questa è la sintesi del protocollo sottoscritto questa mattina in Camera di Commercio di Pordenone Udine da Prefettura, associazioni di categoria e organizzazioni sindacali. Un accordo a tutela dei lavoratori e delle imprese. Noi daremo i numeri quantitativi relativi alla presenza nei vari comuni del territorio alle associazioni di categoria. Le associazioni di categoria tramite le loro imprese associate faranno un censimento di quelle che sono le loro esigenze, filtrate attraverso i mediatori culturali che entreranno in contatto con queste persone. Saranno dei contratti a termine comunque che verranno anche prorogati eventualmente. Le associazioni di categoria, per favorire il percorso di occupabilità che riguarda soprattutto donne, si attiveranno per la predisposizione di corsi base di lingua dedicati ai lavoratori che attraverso gli operatori di mediazione culturale esprimeranno la volontà di essere rioccupati. A Udine è quasi sold out nelle strutture ricettive, per effetto anche dei grandi eventi come il Congresso Nazionale dei Giovani Commercialisti e del Far East Film Festival. Non è ancora sold out, ma poco ci manca. Nelle strutture ricettive udinesi fioccano le prenotazioni in vista del Far East Film Festival e in concomitanza di convegni e iniziative culturali programmate in città. Una boccata d'ossigeno per il comparto che sta ancora pagando le conseguenze della pandemia. Questo weekend, in particolare giovedì e venerdì, abbiamo ricevuto il primo grosso convegno dopo oltre 2 anni e mezzo. Udine sta ospitando i giovani commercialisti, quindi il convegno nazionale, e questo ha generato per la prima volta dopo anni appunto questo riempimento al 100% quasi di tutte le strutture della città e anche del circondario. Un evento internazionale è il Far East Film Festival che insomma ha già riempito buona parte delle strutture, soprattutto quelle appunto vicine a dove l'evento si svolge, e anche le altre comunque di riflesso si stanno riempendo. Anche il turismo italiano che abbiamo conosciuto lo scorso anno ha imparato insomma la strada per il Friuli Venezia Giulia. Affrontare le vicende della guerra in Ucraina nella prospettiva delle minoranze linguistiche nazionali che sono sempre le principali vittime dei conflitti è l'obiettivo del corso di geopolitica e storia che si è tenuto questo pomeriggio a Palazzo Daronco. Vediamo. Sovranità europea e minoranze linguistiche è il tema della 10ª lezione del corso di geopolitica di storia che si è tenuto nel Salone del Popolo di Palazzo Daronco a Udine. Ospiti internazionali si sono confrontati sulle vicende della guerra in Ucraina nella prospettiva delle minoranze linguistiche nazionali che sono sempre le principali vittime dei conflitti. Minoranze linguistiche nazionali in Europa rappresentano circa 50 milioni di abitanti e, come abbiamo visto nella questione del Donbass, nella questione Russia-Ucraina, è centrale il tema delle minoranze. Come friulani dobbiamo testimoniare questo essere appartenenti a questa cultura, anche perché diamo forza alla specialità di questa regione che è diventata speciale per merito proprio delle minoranze linguistiche che vivono al suo interno. Il Friuli Venezia Giulia ha avuto una storia molto difficile e da questa storia abbiamo tutti molto imparato. Ci sono qualche difficoltà, ci sono sempre degli screzi, ma tutto sommato penso che il Friuli Venezia Giulia è un buon esempio su come potrebbero essere risolti i problemi delle minoranze. Un'altra incognita per il mondo delle scuole arriva dal limite minimo di 15 studenti per classe, ma il presidente dell'Assemblea della Comunità Friulana Maur Mair avvisa le norme di tutela delle aree friulanofone permettono la deroga al numero minimo, così si salvano interi plessi scolastici. Il numero minimo di 15 studenti per classe, che mette a rischio le scuole soprattutto dei piccoli centri, potrebbe essere superato in Friuli Venezia Giulia. A sottolinearlo è il presidente dell'Assemblea della Comunità Linguistica Friulana, Marcus Maur Mair, che spiega come sia proprio la tutela della lingua friulana a garantire questa possibilità. Come dice la legge 482 del 99, spiega Maur Mair, nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi con un numero di alunni inferiore al numero minimo previsto, ma non inferiore a 10 alunni.
L'abbassamento del limite minimo permetterebbe quindi la salvaguardia di diversi plessi scolastici in tutta la regione. È il caso di Sesto Arregena, prosegue Maurmeier, dove per il secondo anno consecutivo gli studenti saranno costretti ad andare in Veneto. Nelle riunioni dell'Assemblea, che vedrà partecipare 138 comuni, stimoleremo i sindaci a chiedere alle scuole questa possibilità. Andiamo ora a Gorizia, dove per la prima volta, dopo un lungo restauro, è stato mostrato in tutta la sua bellezza al Museo del Castello un mobile utilizzato nel 1700 nella sacrestia del monastero delle Orsoline. Andiamo a vedere. Un mobile preziosissimo che rischiava di essere perso e invece l'intuizione dei funzionari dell'ERPAC, ma anche l'amore e l'entusiasmo di una restauratrice ha fatto sì che questo pezzo, che racchiude in una struttura in legno la laboriosità, la pulizia, la cultura delle Orsoline, fosse messo in salvo. Il mobile, che stazionava un tempo in sacrestia, è stato riportato alla luce e gli è stata data la giusta luce senza snaturarlo. Ho avuto molta fortuna nel poter restaurare un mobile così prezioso. È del 1738 o lì attorno. C'è un'iscrizione sul retro della Madonnina. È un mobile prezioso per i tanti legni utilizzati per questi intarsi geometrici. È stato utilizzato un legno di carrubo fresco, verde, proprio per avvalorare il gioco dei colori. Cosetta, questo è il mobile che si trovava della sacrestia della cappella delle Orsoline, del monastero delle Orsoline a Gorizia. Era in cattivo stato di conservazione, nel senso che la solerzia delle suore, che per decenni ha continuato a sovrammettere cere, avevano completamente offuscato il gioco cromatico di questi bellissimi intarsi. Non si vedeva la qualità del legno, i cassetti avevano dei problemi di funzionamento, le sculture erano piatte. Venerdì 20 maggio all'interno del padiglione 6 della Fiera di Udine sarà il giorno del gran ritorno del Ceghedaccio, con il ritorno in pista di centinaia e centinaia di appassionati. Dopo 2 anni di stop, il sound degli anni 70, 80 e 90 tornerà ad emozionare gli amanti nostalgici del periodo d'oro delle sale da ballo. L'evento musicale organizzato da Renato e Carlo Pontoni nel 2023 festeggerà 30 anni di vita. Nuovo avvistamento di un lupo a Forni di Sopra, nei pressi del centro abitato, un comportamento che viene monitorato attentamente da Federcaccia. La mappatura alla quale si sta procedendo, spiega Paolo Viezzi, presidente di Federcaccia FVG, documenta presenze sempre più importanti che testimoniano un comportamento anomalo dell'animale. Comportamento che sta diventando un'abitudine anziché essere un'eccezione. E tra pochi minuti vi lasceremo con lo sport. Mai vittorioso al Penzo, l'Udinese si proietta alla trasferta di Venezia con un solo dubbio in formazione, in 3 per un posto in difesa dove rientra Marì. Invece i lagunari arrivano da 5 sconfitte consecutive. Vedremo tutto appunto nel nostro contenitore sportivo. Io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione e vi auguro buona serata a tutti. Arrivederci.